Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera Alessandro, a te la linea. Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Oggi non ci vediamo ma ci ascoltiamo. Dunque, per quanto riguarda le classifiche, come potete immaginare, la notizia dell'elezione del nuovo Papa ha riportato in testa le classifiche la autobiografia del Papa precedente, di Papa Francesco, spera. Per il resto non ci sono altri grandi ingressi o risalite da segnalare, anzi segnalerei che il successo di BDM, l'ultimo volume della saga di Scurati, pare già finito, perché vedo che è uscito dalla top 10, anche se la settimana scorsa comunque muoveva un certo numero di copie. Ma passiamo adesso prima vorrei aprire una parentesi su Luigi e su Leone XIV, il nuovo Papa. Quello che infatti mi ha colpito ieri sera, ascoltando i vari commentatori, ma anche stamattina leggendo i giornali, la rassegna stampa sul nuovo pontefice, quello che mi ha sorpreso è una specie di ansia di catalogarlo, no? Di stabilire se è conservatore o progressista e in che misura sia conservatore o sia progressista, come se questo spiegasse e risolvesse la questione, no? Cioè come se il Papa si potesse definire in questo modo. In realtà credo che il Papa, qualunque Papa, il Papa non guarda a destra e non guarda a sinistra, il Papa guarda in alto. E certo, questo non toglie che un Papa possa intervenire sulle questioni sociali, anzi la Chiesa ha sviluppato, proprio grazie a Leone XIII, non XIV ma XIII, ha sviluppato una dottrina sociale che nelle sue basi si rifà al discorso della montagna di Gesù. Quindi mi sembra che questa ansia di catalogazione dica più di noi stessi, cioè della nostra crisi in campo politico, più che del Papa stesso, cioè ci descrive, nel senso che in un mondo dove le ideologie sono crollate, dove la democrazia è messa in discussione, dove il voto è messo in discussione, dove la sinistra ha fatto la destra e la destra a volte ha fatto la sinistra. Ecco, questa confusione si riflette appunto, nel tentativo di definire questo Papa e di farne quindi un leader, finalmente di avere qualcuno da ascoltare o al limite da deprecare. Ma in realtà questa operazione a me sembra un po' vacua dal punto di vista intellettuale, nel senso che, a parte che vedremo che tipo di Papa è Papa da neanche 24 ore, ma appunto non penso che si possano classificare i pontefici secondo queste categorie politiche, no? Destra, sinistra, conservatore, progressista. Vedremo che Papa è. Chiaramente il nome che ha scelto è un programma, perché si rifà sia a Leone Magno, il primo Papa Leone, che è un santo della Chiesa ed è noto per aver fermato Attila alle porte di Roma evitando il saccheggio, ma anche per aver lottato contro le eresie, diciamo così. Poi è importante Leone XIII, che è appunto quello che ha organizzato le idee della Chiesa in campo economico, politico e sociale, appunto dando vita alla dottrina sociale della Chiesa, e quindi
anche questo Papa però, Leone XIII, era particolarmente severo nel condannare le posizioni non ortodosse. E quindi insomma è un mix di cose, vedremo come andrà questo pontificato. Adesso, prima di parlare di un libro serio, molto serio, parliamo per un attimo di due libri che vi propongo come letture invece relativamente più disimpegnate, non semplici, disimpegnate. Il primo titolo è La vita normale di Jasmina Reza, pubblicato da Adelphi, verrà presentato ufficialmente in realtà al Salone del Libro di Torino della prossima settimana, dove la Reza terrà la Lectio Magistralis, con la quale appunto si apre il Salone. Jasmina Reza è famosa per alcuni titoli che probabilmente avete sentito, tipo Sergio, James Brown si metteva i bigodini, ed è una straordinaria autrice satirica, bravissima anche forse soprattutto nel gestire i dialoghi in maniera un po' teatrale, qui però scopriamo un aspetto che mi era completamente sconosciuto ed è molto molto interessante. Allora, in pratica Jasmina Reza ha la passione di frequentare i tribunali, che ritiene un luogo di osservazione come un altro, come la strada o la camera da letto. E quindi da 15 anni gira di tribunale in tribunale per seguire i processi, non necessariamente quelli clamorosi, quelli che secondo lei dicono qualcosa della società in cui viviamo. E di conseguenza ora raccoglie questi suoi reportage dai vari tribunali e li raccoglie in un libro, appunto, La vita normale, che è veramente particolare, perché poi Jasmina Reza si mette, come dire, alla ricerca dei testimoni, dei parenti delle vittime, e sembra inseguire come un'ombra l'assassino, l'assassino delle vittime, ma l'assassino soprattutto, per capire che cosa cela e che cos'è che sfugge al tribunale, alla giustizia, cioè quel tanto di ineffabile che non può essere usato in maniera oggettiva per condannare una persona. Ci sono dei casi molto interessanti, ma anche scioccanti. Il caso della donna, ad esempio, che in una mattina di novembre, spinta da una forza senza nome, esce di casa per andare su una spiaggia e abbandona sua figlia alle onde. Dopodiché torna a chiudersi nella sua esistenza opaca, presente senza esserlo in un certo senso. È una specie di fantasma, però di fantasma assassino. Questo libro francamente mi ha colpito molto e ve lo consiglio. Ogni caso prende poche pagine, a talvolta una sola anche, però veramente credo sia interessante e apra uno spiraglio, un raggio di luce nell'abisso che noi tutti in fondo abbiamo dentro. Rimaniamo nel campo questa volta nel campo della letteratura noir, anche se quel libro della Reza non è un noir, nel senso è un po' riduttivo definirlo tale. E invece no, qui invece siamo nel pieno del noir di grandissima qualità. È il libro che vi consiglio è Galveston di Nick Pizzolatto, è pubblicato da Minimum Fax, sono 285 pagine, costa 18 euro. Nick Pizzolatto merita una piccola introduzione, cioè questo autore è diventato particolarmente famoso per una serie TV di culto che si intitola True Detective. È stato un caso, soprattutto la prima stagione
dove c'erano attori straordinari come Matthew McConaughey e Woody Harrelson come protagonisti, e poi le serie seguenti forse non sono state alla stessa altezza, ma non importa. True Detective è comunque citato sempre come uno dei classici della serialità televisiva. Era una storia era un'indagine che ci portava in luoghi molto oscuri. È una di quelle indagini in cui però, ecco, chi la racconta, cioè io, non può dirvi più di tanto, dovete vederla fino al finale, che è letteralmente scioccante, molto bello. Galveston è un libro che si capisce, insomma, che il suo autore è Nick Pizzolazzo, nel senso che ci sono gli stessi ingredienti, c'è una storia nerissima, ci sono dei personaggi che è difficile catalogare, ma insomma vi spiego molto brevemente la trama fino a dove è possibile raccontarla. C'è in pratica un sicario di una famiglia in area di mafia, un sicario che viene mollato dal suo boss che cerca di ucciderlo. Allora il sicario, che riesce a sfuggire all'omicidio, parte, decide di abbandonare la città, che è New Orleans, e carica sulla macchina una prostituta adolescente. Poi si scopre che la prostituta adolescente ha anche una sorellina piccola di 3 anni, e i due decidono di andarla a prendere, e però per prenderla bisogna uccidere il patrigno che la tiene con sé. L'omicidio avviene, e fino a qui qui si può raccontare la storia. Dopodiché i 3 cercano di sparire senza riuscirci. È un romanzo assai intrigante, anzi direi che come noir spenderei la parola magistrale, perché appartiene, diciamo, alla razza di James Ellroy, alla razza perfino di Cormac McCarthy, può ricordare Dennis Johnson, insomma qui si possono spendere dei paragoni anche pesanti, importanti, senza risultare ridicoli. Provate a leggerlo e credo che mi darete ragione. Benissimo, adesso passiamo a tutt'altro. Non sono tanti i pensatori in Europa che si schierano su posizioni anticonformiste. Soprattutto non ci sono tanti intellettuali non conformisti di destra capaci anche di articolare una proposta alternativa a quella della sinistra. Uno di questi pensatori è il filosofo francese Alain Finkielkraut, o Finkielkraut, questo dipende da come volete pronunciarlo. Lui è figlio di sopravvissuti alla Shoah ungheresi, se non ricordo male, che si sono poi trasferiti a Parigi, e Finkielkraut è un parigino a tutti gli effetti, al 100%. Lui nasce come critico letterario, o almeno diciamo che approcciava la filosofia passando per la letteratura, e lo faceva in modo estremamente fine. Poi ha iniziato ad assumere posizioni più combattive anche dal punto di vista politico. Vi ricordo che per uno di quei casi assurdi che ci propone la cronaca, lui, che è appunto figlio di sopravvissuti alla Shoah, venne accusato dai Gilet Gialli. Non so se vi ricordate i Gilet Gialli, che era questa sorta di movimento che occupava tutti i sabati, andava a occupare il centro di Parigi. Ecco, venne assalito dai Gilet Gialli, che gli urlarono razzista. Ora, razzista a figlio di sopravvissuti della Shoah è bizzarro, e insomma
da quel momento anche, forse, Finkielkraut ha messo in piedi una riflessione molto profonda su ciò che è diciamo, l'Europa, l'identità europea, il politicamente corretto, le alternative al politicamente corretto, l'ipocrisia di certo antirazzismo che è difficile da debellare proprio perché usa le parole del razzismo, scusate, il contrario, fa notare il razzismo degli antirazzisti, che è difficile da debellare perché gli antirazzisti oggi usano le parole dell'antirazzismo e quindi sono più difficili da svelare, da battere anche dialetticamente. Ora è uscito per Feltrinelli una raccolta di articoli di Finkielkraut, si intitola Il pescatore di perle, l'editore è Gramma Feltrinelli, le pagine sono 204, il costo è di 18 euro. Diciamo che sono interventi di argomento vario, però come filo conduttore c'è sempre il politicamente corretto e l'identità europea. Volevo leggervi alcuni passaggi perché li trovo altamente istruttivi. Naturalmente qui dentro c'è un po' di tutto, ci sono anche dei pezzi molto toccanti dedicati all'amore. D'altronde lui è un teorico della gentilezza in tutti i rapporti umani. Dunque, allora veniamo al libro vero e proprio e prendo. Ogni capitolo è introdotto da una citazione che in un certo senso ci introduce al tema che verrà affrontato in ogni capitolo. Allora, tra i testi più interessanti c'è quello dedicato al declino dell'istruzione e quindi all'ascesa di tutti quei movimenti che non rispettano la storia e in particolare non rispettano appunto non rispettando il passato, sono preda delle ideologie della cultura della cancellazione. Allora, vi leggo questo bando di concorso che lui riporta per far capire come sia crollata l'istruzione accademica. Il male imperversa, qui è ironico, il suo volto è esclusivamente europeo. Dopodiché, ecco l'elenco dei corsi che si possono seguire in un'università di scienze politiche francese, una qualsiasi, dall'idea di un'invasione migratoria nei media francesi dagli 80 a oggi, l'islamofobia in Francia e nei paesi confinanti, biforcazioni di genere, sperimentazioni e reti di sostegno per le persone trans. Però quello che è veramente strepitoso è questo bando di concorso universitario che lui prende dall'Università di Parigi 7. È il bando per un posto di docente di filosofia. Sentite l'indicazione, cioè cosa è richiesto. Ci si aspetterà una pratica di intersezionalità ponderata, non come metodologia regionale, ma come modalità di problematizzazione generica e trasversale, atta a rendere più complessa l'analisi delle logiche del dominio, nella loro profondità genealogica come nelle loro configurazioni contemporanee, e trasformare le condizioni di leggibilità delle traiettorie individuali e collettive della soggettivazione emancipatrice, delle invenzioni del corpo, della memoria e del linguaggio operanti nella ricostruzione della capacità politica. Sfido chiunque a dare un senso compiuto a questa frase. Tra l'altro
come dire, un'offerta di lavoro che ti fa venire l'acquolina in bocca, cioè chi non vorrebbe insegnare qualcosa di incomprensibile come quello che vi ho appena letto. Quindi di conseguenza appunto questo crollo dell'istruzione accademica comporta poi l'ascesa di teorie e dottrine che appunto possono esistere proprio perché ignoriamo la storia e ignoriamo le vere fonti del sapere. Una delle polemiche che lui fa è la polemica sul linguaggio. Qui si fa dell'ironia, ad esempio, sui sostenitori intransigenti dell'uguaglianza grammaticale si sono impegnati a liberare le donne dal burka linguistico. Ovviamente sarcasmo, ed eccole finalmente riportate alla luce grazie alla scrittura inclusiva e all'uso sistematico nelle più alte sfere dello Stato di quelle e quelli, ciascuna e ciascuno, tutte e tutti, come se le viaggiatrici si sentissero dimenticate o insultate quando i viaggiatori erano invitati a non scendere dal treno fermo in aperta campagna. Ecco, Alain Finkielkraut è un pensatore alternativo, alternativo al conformismo, ve lo consiglio, leggete Il pescatore di perle e arrivederci alla prossima settimana. Avete ascoltato Alta Tiratura.